In barbara legge regionale che ne prevede l'obbligatorietà, Palazzo della Prefettura a Treviso ancora sprovvisto della bandiera veneta, mentre in cima alla torre sventola quella biancoceleste simbolo della città e più sotto, sebbene statiche, sempre presenti il tricolore insieme a quella blu con le 12 stelle dorate dell'Europa. Ingiustificata per questa ragazza l'assenza del gonfalone veneto, di seguito le motivazioni. All'interno della nostra bandiera c'è addirittura il simbolo della pace, quindi è una bandiera che è ricchissima di significato e sarebbe veramente giustissimo che venisse esposta in qualunque edificio pubblico ed istituzionale. Quest'altro residente parla addirittura di boicottaggio, in quanto, a suo dire, il gonfalone di San Marco richiamerebbe una chiara idea di orientamento politico e quindi sarebbe volano di propaganda e, in quanto tale, temuta dal governo. Se mette la bandiera con il Leone San Marco si fa una pubblicità di partito. Pertanto non so se il governo non vuole esporre la bandiera perché è una forma di pubblicitaria. Perché è importante esporre questa bandiera negli edifici pubblici, nelle strutture pubbliche? Per identificarci, cioè è una cosa nostra e è bella. Diciamo che è un po' di propaganda politica, sì. Diciamo che da un lato lo è, da un lato secondo me comunque è anche una cosa per dire oh siamo qui, cioè non è che siamo scomparsi, non è che i nostri nonni, i nonni dei nonni, cioè sono vissuti per niente, ecco, quindi abbiamo una cultura come tutti d'altronde, no? Come gli altri stati proteggono la propria, io penso che sia giusto noi di proteggere la nostra.